È bastata una festa di compleanno proibita a cavallo del weekend del 25 aprile in zona arancione a causare certamente 2 contagi da Covid-19 che potrebbero comportare qualche rischio di coda epidemica in Cadore. I tracciatori della stanza 6 del Dipartimento di Prevenzione dell'ULS 1 hanno dovuto lavorare lungamente per risalire a tutti i partecipanti alla festa che non erano stati segnalati come contatti stretti. Abbiamo l'evidenza di 2 casi, 2 ragazzi fidanzati che hanno partecipato a questa festa con una quindicina di persone in una casera nell'area del Cadore. E questi casi al nostro primo interrogatorio, chiamiamolo così, alla nostra prima verifica, non hanno riportato questo evento. Domani la comitiva sarà sottoposta a tampone, mentre già da stasera tutti i partecipanti alla festa di compleanno saranno in quarantena, con la speranza che nel frattempo siano state prese tutte le precauzioni necessarie a limitare i danni. Questa sottovalutazione porta a non segnalare, più che a nascondere, non segnalare la casistica dei contatti stretti o anche meno stretti. Ricordo che con le varianti vanno segnalati anche contatti un po' meno stretti. Sul fronte vaccinale il ponte del 1° maggio è stato dedicato a sedute massicce in tutta la provincia, la copertura ha superato il 95% negli over 80 e il 75% negli over 70, mentre resta ancora molto lavoro da fare per gli over 60. Osserviamo effettivamente un'adesione, più si abbassa la fascia d'età dell'offerta, meno vicina al 80-90%, che è ciò che ci aspettiamo in queste fasce d'età.